Ciao a tutti, sono Giorgia Toaldo. Oggi siamo qui al Golf Club Cadelanave per assistere alla quarta selezione di Miss Città Murata. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, Alessia. Io sono Alice. e questa sera partecipiamo Alla selezione di Miss Città Murata. Qui a Cadelanave. Ciao! Ciao! Ciao, sono Giamina, stasera partecipo alle selezioni di Miss Città Murati. Ciao! Buonasera, sono Claudia, stasera partecipo alla quarta selezione delle Miss Città Murata e sono felice di essere qui, un bacio!
Ciao a tutti, sono Gianni Semenzato, sono qui alla quarta tappa di Miss Città Murata al Golf Club Cade la Nave e tra poco inizieremo con la prima uscita in abito elegante. Ciao a tutti! Ed è proprio qui dove noi eseguiremo la bellissima sfilata e niente, vi aspettiamo in tanti, ci sono anch'io, buona serata! Città Murata. È per me un grande piacere presentare quello che è il concorso più storico del Veneto. Pensate che quest'anno siamo giunti alla 17ª edizione. E allora il concorso di Miss Città Murata da quest'anno è gestito dall'associazione Elegance Eventi, che questa sera per la prima volta in assoluto approda in provincia di Venezia. Pensate, il concorso non aveva mai fatto una selezione in provincia di Venezia e speriamo che quindi questa serata sia una prima di tante altre serate. La giuria questa sera avrà il compito di decretare ben 5 finalisti che accederanno alla finale di sabato 2 settembre in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Avremo modo di vedere ben 30 miss che si contenderanno i 5 accessi alla finale. Le vedremo prima sfilare con il loro abito da sera, le avete già viste, e poi le vediamo sfilare anche con il costume da bagno Paradise Beachwear. Successivamente sfileranno come delle vere e proprie top model con i fantastici abiti della sartoria JD di Daniela Pinton e del negozio BU di Cittadella. Ma non finisce qui, perché ci sarà un'altra sorpresa che non posso svelarvi per il momento, che riguarda il mondo degli sposi. Tra di loro, ecco, tra queste ragazze ci sarà Miss Cade la Nave. Allora un altro grande applauso alle ragazze che congedo. Grazie ragazze, ci vediamo dopo per la presentazione singola. Prima di iniziare con la nostra serata, un doveroso ringraziamento va al Cade la Nave che questa sera ci ospita in questa fantastica location, e per questo motivo invito il responsabile eventi Mauro Genovese a raggiungermi. Eccolo! Buonasera Mauro, ce l'abbiamo fatta! Allora, ringrazio soprattutto i graditi ospiti, chi ha voluto cenare con noi, e ringrazio il direttore che non è qui presente, sarebbe stato volentieri qui con noi, il direttore Luigino Conti, e i giurati che rappresentano il golf e che ci onorano con la loro presenza. Due parole su Cade la Nave. Cade la Nave non è solo un golf club, solo tra virgolette, perché golf club è un'ottima cosa, però è anche un'ottima location per eventi. Abbiamo delle cantine del 400 che ospitano più di 300 posti, abbiamo una barchessa affrescata bellissima e poi dall'altro lato una barchessa meeting con più di 200 posti a sedere, una location per il vostro matrimonio, una piscina per le vostre feste, una sala meeting per le vostre riunioni di lavoro. Quindi vi invito a visitare il nuovo portale di Cade la Nave e il portale di Duit Ricevimenti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Mauro, e un ringraziamento anche a Lorena Bortolozzo di Duit Catering, che appunto questa sera è partner per la serata. Prima di iniziare a conoscere le nostre concorrenti, vi devo presentare colei che è la Miss
Miss Città Murata in carica, ovvero Miss Città Murata 2016 Angelica Campanella. Eccola qui la nostra Angelica. Angelica, cosa fai di bello nella vita? Quanti anni hai? Dove abiti? Allora, studio liceo artistico a Venezia, ho 18 anni e vengo dalla città. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare una modella o un'artista. Ma dimmi, la sera che hai vinto Miss Città Murata, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, sinceramente era molto grande e sono Bene, allora accogliamo ancora con un grande applauso la nostra Miss Città Murata che purtroppo il 2 di settembre dovrà cedere la coroncina. E allora grazie ancora, ci vediamo dopo perché ti vedremo sfilare. Grazie Angelica. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i partner dell'evento di questa sera. Andremo poi a parlare in modo più approfondito, ma intanto li citiamo: Nomas Bello Salzano, Ili Service, Eurospesa Supermercati, Bags for Dream, Stefar, Beauty Store, Atelier Manitou, Paradise Beachwear, Nicolanca Makeup, Sand Parrucchieri, Maria Pia Creazioni, Maison Mariage, particolarmente fiori, Power Sand e Light del Service e Chi sei Who Are You che questa sera mi ha vestito per questo outfit. Allora un grande applauso cumulativo per tutti i nostri partner perché se non ci fossero loro non saremmo qua decisamente. Oltre alla bellezza questa sera avremo anche un momento di spettacolo perché ci sarà una cantante, la bravissima Elena Murarotto, e allora io direi che è giunto il momento di entrare nel vivo della competizione. Vedo già i nostri giurati pronti a votare e allora iniziamo a conoscere le concorrenti. Iniziamo dalla concorrente numero 1. Eccola qui. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Bortolami, ho 15 anni, vengo da Monselice. Eccola Giulia che sfila per la nostra giuria. Andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, mi chiamo Jennifer Montato, ho 16 anni e vengo da Spinello. Eccola la nostra Jenny. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, ho 15 anni e vengo da Silvano. Alice. Mi chiamo Gaia, ho 15 anni e vengo da Spinello. Eccola la nostra Gaia. Buonasera a tutti, mi chiamo Babbo Matilde, ho
17 anni e vengo da Zero Grasso. Ecco, Matilde Bonco. E noi proseguiamo conoscendo la prossima concorrente. Buonasera, Melissa Di Nati. Ecco la nostra Melissa. Lei si chiama? Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina, ho 17 anni e vengo da Venezia. Ecco la nostra Valentina. Qui, sei portata il fan club da casa? Concorrente numero 8. Buonasera, mi chiamo Stella, ho 17 anni e vengo da Castelfranco Veneto. Ecco la nostra Stella che sfila per voi. Andiamo a conoscere la concorrente numero 9. Nome, cognome, età e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Giamina, ho 20 anni e sono di Trivezzo. Ecco la nostra Giamina. Qui. Ho 17 anni e vengo da Mestre. Ecco la nostra Veronica. Eccola qui, come ti chiami? Buonasera, sono Claudia, ho 22 anni e vengo da Tombolo. Ecco la nostra Claudia. Vi vado a presentare. Buonasera a tutti, sono Irene, ho 16 anni e sono di Lodolo. Ecco a voi la nostra Irene. È giunto il momento di conoscere. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicola, ho 16 anni e vengo da Campodanno. La nostra Nicole.
miss numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Morena, ho 19 anni, vengo da Mestre. Morena, sfila per tutti voi. Siamo arrivati a metà nella presentazione delle miss. Come ti chiami? Nicole René, ho 20 anni e sono di Mestre. La nostra Nicole sfila per tutti voi. Corrente numero 16. Buonasera a tutti, mi chiamo Letizia, ho 16 anni e vengo da Porto Rico. La nostra Letizia. La miss numero 17 si chiama Buonasera a tutti, mi chiamo Valeria, ho 20 anni e vengo da Marocco. Valeria, sfila per voi. Andiamo a conoscere Buonasera a tutti, sono Maria Butellato, ho 7 anni e vengo da Vicenza. Maria. Giunto il momento di Buonasera a tutti, sono Giorgia, ho 19 anni e vengo da Milano. Giorgia che sfila per voi. Vi presento Mi chiamo Raissa, ho 16 anni e vengo da Treviso. Raissa. Andiamo a conoscere Buonasera a tutti, io sono Aline, vengo da Marghera. la nostra Lime.
concorrenti in gara. Serena, Danuani, ciao Vinci. La nostra Serena. Conosciamo ora? Annalisa. La prossima miss si chiama Nicole, ha 19 anni. Nicole, eccola per voi! Ecco che sfila per voi! Conoscere la prossima pizza che si chiama. Buonasera a tutti, mi chiamo Adriana Tornea, vengo da Conserve. La nostra Adriana che sfila per la nostra giuria. Ricorda ai giurati che questa è la prima uscita valida ai fini del concorso. Che si chiama Alessia, 17 anni, vengo da Creta. Alessia! Numero 29.
salutare, seduto lì in fondo si nasconde sempre delle ultime file, Filippo Zavarese, patron storico di Miss Città Murata. Quest'anno siamo arrivati alla 17ª edizione. Ringrazio tutti i fotografi presenti, cito alcuni, di sicuro ne dimenticherò qualcuno: Paolo Stramare, Alessandro Vasta, Federico Bolzon, Daniele Dalla Vecchia, Mirko Metti, Nicola Bovo, Armando Tognolo. Per le riprese Mario Bonesi di GDFerro Blog. Ringrazio anche per il make-up, fatemi arrivare la make-up party che stasera ha truccato le nostre miss ospiti. Ringraziamo per il make-up Nicola Anca di Padova, giovane professionista ma con esperienza. Potrete contattarla sul sito www.nicolebeautymakeup.com. Eccola Nicole, si è fatta desiderare. Ha truccato le nostre miss ospiti che vedremo più tardi, nonché la sottoscritta. Ecco qui, l'applauso è tutto per lei. Grazie ancora Nicole, grazie. Stai ancora finendo di fare il tuo lavoro. Allora vi lasciamo a finire le nostre concorrenti. Continuiamo perché è giunto il momento di rivederle. Allora ve le presenterò una alla volta, perché ora è giunto il momento di rivedere le nostre concorrenti con il costume da bagno by Paradise Beachwear. Paradise Beachwear nasce nel 2015 all'interno di Stema, un'azienda italiana produttrice di costumi da bagno dal 1987 per uomo, donna e bambino. Consultate il sito www.paradisebeachwear.com per scoprire tutte le novità. E allora, se i nostri giurati sono pronti, li vediamo perché questa è l'ultima uscita valida ai fini del concorso, ok? Iniziamo con le prime due concorrenti e andiamo a conoscerle meglio. Vi presento Giulia Bortolami. Continuiamo con Jenny Semenzato. La nostra Jenny è una studentessa in indirizzo elettronico, ma vorrebbe diventare da grande una fotomodella. Maruzza è una studentessa in indirizzo amministrativo segretariale che vorrebbe lavorare in uno studio di avvocati. Presento Gaia Vianello, lei studia al liceo scientifico ma sogna di potersi specializzare in ambito medico. Concorrente in gara è Matilde Bobbo, studia al liceo linguistico, vorrebbe diventare un medico. Sogna di potersi realizzare nella vita, al momento fa la studentessa all'Istituto Alberghiero, la concorrente numero 6, Melissa di Napoli. Eccola che sfila per la nostra giuria. Rivediamo nuovamente anche Valentina Casimiro, studentessa all'indirizzo turistico linguistico, sogna di poter diventare una brava ballerina e una fotomodella.
studia all'alberghiero, sogna di poter fare l'attrice oppure la modella. Jamina Zamre sogna di poter aiutare il suo paese d'origine, ovvero il Burkina Faso. Studia al liceo classico, vorrebbe diventare scrittrice, giornalista o lavorare nel mondo dello spettacolo. Vedo i nostri giurati attenti. Letizia degli Agostini. Lei fa la studentessa indirizzo moda e sogna di poter lavorare come fotomodella.
universitaria, vorrebbe diventare giornalista. Sfilare Maria Busellato, vorrebbe diventare una traduttrice, al momento studia al liceo linguistico. Vi ripresento nuovamente Giorgia Toaldo, che studia all'Alberghiero ma vorrebbe fare la fotomodella o la modella. Studia all'istituto turistico, vorrebbe diventare pilota d'aereo. Si divertire nella vita, fa la barista, ecco a voi Aline Gashi. L'estetista si chiama Serena Zanon e vorrebbe fare bene il proprio lavoro. Di vista professionale e personale. È giunto il momento di conoscere Nicole Fogo, studia al liceo scientifico, vorrebbe fare la fotomodella e porta al numero 24. Giunto il momento di conoscere nuovamente Tara Goff. Lavora nell'ambito economico, sogna di poter lavorare nell'ambito
successi e soddisfazioni, ama viaggiare e partecipare ai concorsi di bellezza, Anna Zmeu, che attualmente fa l'infermiera. Ti tocca avvicinarsi a Alessia Cateni. Studia psicologia e sogna di fare carriera e viaggiare. Seguiamo con Giorgia Zulian. Vi ripresento la nostra Giorgia, che è una receptionist e sogna di poter aprire un hotel a Venezia. Alice Bellan, studentessa universitaria in scienze e tecnologie animali, sogna di potersi laureare con il massimo dei voti. Questa era l'ultima delle concorrenti in gara e come dico i giochi sono fatti. Ringrazio nuovamente i nostri giurati che possono tornare ad accomodarsi nel loro tavolo. Ecco il mio staff che raccoglie la cartellina. Continuo ringraziando i nostri sponsor, Nomasvello Salzano. Come un sogno, dare la possibilità a tutti di prendersi cura del proprio corpo. Nomasvello è un corpo liscio ed un corpo bello. Grazie a Monica Salvador del centro Nomasvello di Salzano, che si trova in via Monsignor Autostop a Salzano,